Non è solo la condanna subita a distinguere un carcerato dall'altro, esistono detenuti pochissimi che riescono a far sentire le loro voci oltre le mura circondariali perché là fuori c'è qualcuno pronto ad ascoltarli e a far da megafono verso l'opinione pubblica. Altri carcerati invece restano invisibili nonostante facciano di tutto per dimostrare la loro permanenza in vita e per comunicare il loro disagio. 2 uomini sono morti in pochi giorni nel carcere di Augusta dopo aver intrapreso lo sciopero della fame. Il problema non è stato eliminato quando l'anarchico cospito ha ripreso ad alimentarsi e le telecamere si sono spente. Sulla gestione dei 2 eventi c'è adesso un'inchiesta della Procura di Siracusa diretta da Sabrina Gambino. I magistrati stanno ricostruendo con precisione cosa sia avvenuto nel carcere di Augusta e quali comunicazioni siano state fatte al DAP. Davide Liborio Zarba, 42 anni, detenuto per violenza privata nel carcere di Augusta, fine pena aprile 2029. Aveva iniziato lo sciopero della fame il 20 agosto dell'anno scorso perché si proclamava innocente, ma la sua protesta venne annotata nel sistema informatico dei cosiddetti eventi critici solo 2 giorni dopo e non sappiamo per quanto andò avanti, non sappiamo quali conseguenze fisiche e psicologiche ebbe sul detenuto. Nel registro degli eventi critici del DAP, il Dipartimento delle carceri, non c'è alcuna annotazione. Il 27 febbraio Davide Liborio Zarba tornò a protestare iniziando un nuovo sciopero della fame, ma la notizia venne registrata solo il 1 marzo e poi giorno dopo giorno venne segnalato solo il peso del detenuto, senza alcun allarme particolare. Il 24 aprile Zarba venne trasferito in ospedale, 2 giorni dopo morì. Victor Perez Caco, 52 anni, protestava invece perché chiedeva di scontare l'ergastolo nel suo paese, la Russia. La prima segnalazione del suo sciopero della fame è dell'8 marzo 2023. All'epoca il detenuto si trovava nel carcere di Catanzaro. Anche in questo caso non sappiamo come andò avanti la protesta. Per certo, il 25 marzo l'uomo russo viene trasferito ad Augusta. Il giorno dopo la direzione del carcere annota l'inizio di un altro sciopero della fame che prosegue fino al 27 aprile, quando poi viene deciso un trasferimento in ospedale. Il 9 maggio avviene il decesso. Un'altra morte senza che sia scattata una comunicazione particolare, un alert tale da mobilitare il provvedimento regionale o il magistrato di sorveglianza o il garante dei detenuti. C'è anzi il sospetto che alcune comunicazioni importanti, come quelle sul peso dei detenuti, siano state annotate nel registro degli eventi critici solo dopo il decesso.